In diretta con noi, le chiedo subito Spalletti, abbiamo letto, ovviamente siamo in pre-campionato, griglie, analizzato prospettive, visto pronostici, si è già fatto un'idea di che ruolo può avere il suo Napoli, un ruolo da protagonista o da outsider in questo campionato? Non mi convinceranno mai a non pretendere cose importanti da loro, per cui poi si vede strada facendo quale sarà la nostra ambizione, però si va sempre a confrontarci per ottenere il massimo contro chiunque e poi l'addizione delle volte che ci riusciremo farà quella che è la realtà delle nostre ambizioni. Che cosa si aspetta di vedere domani dalla sua squadra, al di là dell'applicazione, della voglia, dell'intensità, del carattere, della personalità? Che cosa manca, se manca qualcosa in questo momento? A me mi sembra che non manchi niente, perché poi abbiamo avuto questa ulteriore settimana per completare quelle che erano le cose da esercitare in conseguenza anche degli ultimi arrivati, per cui conosciamo quella che è la strada che dobbiamo percorrere, dove vogliamo andare. Mi aspetto di vedere quella convinzione di cui ho già parlato precedentemente nelle prime conferenze stampa, quella convinzione di sapere di essere forti. Fabrizio Cappella, Rai. Sì, buongiorno mister. Volevo chiedere, lei dice non ci manca niente, le chiedo allora se si aspettava di arrivare a questo punto della stagione, cioè all'inizio del campionato, con questo organico o con qualche elemento in più di quello che abbiamo parlato, insomma. Io mi sono portato dietro la rosa, ce l'ho qui davanti per non dimenticarmi nessuno. E a me non manca niente. A me non manca niente per andare a giocare la partita, per andare a giocarmi quelle successive. È chiaro che poi, se si va a guardare, probabilmente per il futuro, se capiterà qualcosa per completare, andremo a completare, però i calciatori devono sapere che a me, a loro, non manca niente per fare quello che è il nostro percorso, e ti assicuro che essere noi è bellissimo, per cui si parte forte con l'intenzione di arrivare forte. Manuel Parlato, Sport Italia. Buonasera mister, manca una settimana alla fine del mercato, volevo chiederle se teme di perdere magari qualche pezzo pregiato della collezione, e poi le chiedo di Juan Jesus, nel senso, è stato acquistato per fare il centrale oppure potrebbe anche essere utilizzato sulla corsia esterna? Io quando sono venuto qua e ho detto che ero felice di essere a Napoli e di venire a Napoli, era in conseguenza dei calciatori che c'erano dentro, non solo per la bellezza della città e delle persone e della passione dei tifosi, ma soprattutto per quei nomi che c'erano dentro la rosa. E io quei nomi che c'erano dentro la rosa preferirei tenerli ed è su quei nomi che vado poi a basarmi per il futuro. Juan Jesus è un calciatore che io conosco bene, che per quello che è stato il momento in cui l'ho lasciato, era un calciatore a livello degli altri. È stata una grandissima occasione che il nostro direttore Giuntoli è riuscito a portare a casa e ci darà una mano importante, perché uno è stato non soltanto a fare il centrale ma anche a fare il terzino sinistro.
calciatore forte fisicamente, veloce, integrissimo, di livello di persona che ho trovato dentro il Napoli, perché ho trovato delle persone stupende, per cui lo hanno accolto nel migliore dei modi e lui ripagherà questa accoglienza e questa disponibilità e anche di una piazza di livello come il Napoli. Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Buongiorno mister. Non so se ha letto i giornali in questi giorni e se ha fatto caso ad una serie di interviste di suoi colleghi e a delle annotazioni di opinionisti abbastanza rilevanti. Lei passa, giustamente per quello che ha fatto, come il top coach del Napoli, cioè il colpo del mercato. E è una sorta di garanzia per quest'anno. Le chiedo, dentro quest'aura che si ritrova addosso, sente il peso della responsabilità per questo ruolo o immagina che questa sia la sfida più bella, più pruriginosa, mi verrebbe di dire, della sua carriera? Allora, innanzitutto io ho trovato una piazza molto disponibile nei minuti e questo mi ha reso estremamente felice, però voglio poi dire che essere con me significa essere con il Napoli, nel senso che io voglio tutte le responsabilità che ci sono poi intorno a questo ruolo e intorno a questo sport, perché ho un ruolo importante e perché ho una squadra importante. Poi, per quanto riguarda lo sviluppo, lo svolgimento, quello che riusciremo a fare, questo dipenderà da come riusciamo a mettere in ordine i nostri passi, cominciando poi da domani sera, perché se cominci a fare dei passi ordinati e bene in linea, poi quelli successivi vengono altrettanto ordinati e in linea. Mi sembrava che non mi avesse chiesto altro di preciso. Era la sfida. Sì, le sfide più importanti. Mi scusi. Difficile vorrebbe dire. Sì, sicuramente. No, sì, ho capito, scusi. È una sfida sicuramente bella, anche perché poi io tengo molto in considerazione quelle che sono le cose che mi capitano davanti e le situazioni che ho davanti giornalmente sono le più belle che mi possono capitare, perché a quelle indietro non ci posso mettere mano, a quelle del futuro non so se mi capitano. Dice, ma poi ti succederà a fine anno? No, fammi tenere a cuore questa qui, perché è con questa che io vivrò bene in questo momento, è con questa che io avrò le maggiori soddisfazioni della mia vita, per cui gliel'aumento, è quella più arrapante. Volevo arrivare al campo. Visto che mi concedono la seconda domanda e li ringrazio, lei ha usato come slogan un coro del San Paolo, non appena è arrivato, ce n'è un altro che avrà modo di sentire ed è noi vogliamo vincere. Se glielo cantano lei cosa risponde? Rispondo che hanno ragione, perché anche noi vogliamo vincere. E avere nuovamente la presenza dei tifosi ci permetterà di guardargli direttamente negli occhi quella che è la loro passione, e poi verrà di conseguenza domandarci se stiamo facendo il massimo oppure no
per onorarla, perché da qui bisogna partire, non bisogna riempire di quelle cose la maglia del Napoli che loro si aspettano, perché ne abbiamo parlato anche in questi giorni con i calciatori, perché non è una piazza come tutte le altre e dobbiamo avere la forza di saper sopportare quelli che sono gli occhi, non soltanto le presenze allo stadio. E gli occhi sono tanti, sono migliaia di occhi che guardano poi le prestazioni del Napoli, e che ci sia pubblico, che non ci sia pubblico, noi abbiamo quella pressione di tutti quegli occhi che ci guarderanno sempre, e noi dobbiamo essere a livello del numero degli occhi che ci guardano, perché se qualcuno pensa di non essere osservato, perlomeno sta più comodo a non essere osservato, l'unico modo per vivere quella situazione lì è non giocare nel Napoli. Noi abbiamo le pressioni, abbiamo gli occhi, dobbiamo fare risultati e sono responsabilità che ci vogliamo prendere, ce le vogliamo prendere tutte, e si va a giocare. Roberto Ventre, Il Mattino. Buon pomeriggio mister, volevo chiederle cosa le è piaciuto di più fin qui del suo Napoli e cosa di meno, insomma, laddove invece si deve migliorare. Mi è piaciuto l'adattamento, quando poi gli ho chiesto cose differenti, mi è piaciuto quando poi, avendo esercitato il 4-2-3-1, siamo passati a 4-3-3 e viceversa. Mi è piaciuta la costruzione a 3 che in alcuni allenamenti hanno fatto, mi è piaciuta questa duttilità a voler fare e a voler riconoscere quelle che sono poi le cose, i comportamenti che vogliamo mettere in pratica, ma soprattutto quello che è la qualità degli elementi, la qualità delle persone che c'è dentro, persone di livello nel comportamento, nel vivere un allenamento, nel venire poi in un luogo dove bisogna avere un contatto, dove bisogna adattarsi, dove bisogna farsi capire, saper capire, questa disponibilità degli elementi ad essere un gruppo, mettendoci dentro anche quelli come Tommy e altre persone che fanno tutte parte del gruppo, come Paolo, che conoscerete meglio di me, che è il cuoco, tutte persone che vivono qui dentro e che siamo un gruppo compattissimo, un gruppo. È chiaro che poi la differenza la fa il comportamento regale di uno come Koulibaly, questo comportamento da persona che parla con tutti, che è semplice e che potrebbe permettersi qualsiasi cosa, è quello più umile di tutti, è quello più composto, è quello più normale, è quello più corretto da un punto di vista di come si fa dentro questi ambienti qui. Walter De Maggio, Radio Kiss Kiss. Benvenuto Spalletti in diretta sulla radio ufficiale. Mister, io l'ho ascoltata con grande attenzione. Lei ha detto a me non manca nulla in termini di organico, tutto, e poi ha dato ragione ai tifosi dicendo che loro vogliono vincere e volete vincere anche voi. Lei ritiene che da quello che ha oggi in mano, una squadra che ha fatto 43 punti nel girone di ritorno l'anno scorso senza Spalletti, possa provare a arrivare in fondo?
Noi in fondo ci arriveremo comunque, in fondo di sicuro ci si arriva. Vincere. Vince, allora. Provare. Lei è di quelli forti perché ci mette un carico che è abbastanza pesante, però quello è ciò che vedremo poi durante quella strada che abbiamo detto. È chiaro che poi lei fa parte di quella gente che ha visto giocare grandi calciatori in questo stadio qui. Lei ha visto il più grande di tutti, per cui viene facile poi dire quello è il nostro livello, ma lui era il più grande di tutti. Comunque noi è chiaro che dovremo parlare ai nostri tifosi attraverso il lavoro e l'attaccamento al lavoro e a questa maglia proprio e poi i risultati e dove arriveremo, insomma fa parte un po' del suo gioco quello di dire, perché poi ce ne sono tanti altri che vogliono vincere e di conseguenza bisogna non essere troppo esagerati, insomma, nell'andare a chiedere subito il massimo. Bisogna partire prima e poi valutare le cose con calma, tanto ci si rivede tutte le settimane, a volte anche 2 volte la settimana, per cui. Mister, gliene faccio 2 in una sul ruolo, una perché siamo subissati di messaggi anche dei nostri ascoltatori, e riparto ancora da una sua frase. Ha detto: io ho tutto, avendo Mario Rui, Juan Jesus comunque utilizzabile a sinistra, e mi risulta stia per tornare Gulam. Lei non si aspetta quindi un esterno mancino, e sempre in quel ruolo. Lei non può fare il mio lavoro. No, io ho fatto una domanda. Sì, ma non faccia il mio lavoro perché non potrebbe farlo. Lo so. Perfetto, io gliela sottolineo, perché lei si è dimenticato di Lorenzo, si è dimenticato Malquit, si è dimenticato Zanoli. Ci stavo arrivando, infatti, era 2 domande. Allora li citi lei, così gliela mettano a posto, se no poi quando li trovo per strada, questi qui che non ha citato, verrà che lo sguardo non sarà di quelli troppo. No, era proprio su Zanoli. Lei ipotizza, so che lo stima molto il ragazzo, ipotizza anche... Io stimo tutti, io mi sono portato la rosettina dietro apposta per non dimenticare niente. Io c'ho gente che può giocare a sinistra, se una volta mancasse a Mario Rui, se gli si può dare un riposo, che gli possa anche prendere il posto, perché Mario Rui è come tutti quegli altri calciatori che, anche se non ha un dirimpettaio del livello che voi vorreste venire a richiedere, ce n'ha 4-5 che possono fare quello che fa lui, per cui lo torno a ripetere, non siamo a posto. Ragazzi, io con le lamentele non ho mai fatto la classifica. A me non è che mi porti beneficio dire che mi manca uno o un altro, per cui i calciatori debbono sapere questo, perché non ci manca effettivamente niente. Noi io ho il problema di scegliere chi sta fuori nella prossima domani sera. Non ho il problema di un posto dove mi manca qualcosa o mi manca qualcuno. Lamentarsi è un po' la teoria degli sfigati, perché non ce la posso fare, perché invece sei tu che sei fatto così, e lamentandoti sempre poi è una teoria che nel nostro gruppo non si può portare avanti. A sinistra Carmelo Presti Simone, AGL. Buon pomeriggio Spalletti, un dirigente molto importante oggi ha detto: Osimhen è un giocatore immarcabile, probabilmente anche per questa sua andatura né sudamericana né europea. Sente di avere un'arma davvero micidiale ed può essere devastante più nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. È un calciatore forte,
quel dirigente lì è molto apprezzato nel mondo del calcio e da me in special modo perché ci ho avuto a che fare e ho avuto la possibilità di constatare quello che è il livello di qualità, di conoscenza calcistica e di dialettico di materia. Anzi, lui una volta ha detto che Spalletti è un po'... le parole precise, però sono un po' pazzo o qualcosa del genere. Geniale. Sì, però sono sempre apprezzate moltissimo quelle che sono le sue dichiarazioni, perché poi trova sempre qualcosa di particolare. La prima punta può avere vantaggio che avere poi altri due centrocampisti che fanno metri e che si buttano in bandierina e si dividono questa lateralità del campo con la punta esterna, ecco. Questa è una cosa che poi valuteremo, perché tanto noi dobbiamo fare quello e quell'altro, perché anche lei, parlando poi di Osimhen, si dimentica quel van di attaccanti esterni che ci abbiamo e che sono tutti di un livello eccezionale. Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Buongiorno innanzitutto. Lei ha parlato qualche giorno fa a proposito di Lorenzo Insigne e ha detto è imperturbabile, non lo turberà la questione del rinnovo. Si aspetta un Insigne sempre più leader che prenda un po' per mano la squadra? Ma io anche mi sembrerebbe strano che un ragazzo che ho conosciuto come Insigne, che vedo arrivare sempre sorridente al campo e voglioso di scherzare con i compagni e di dare il suo contributo, poi che gli crei delle incertezze il mercato o il contratto. Io penso che tutto sommato le incertezze sul lavoro che ti possano turbare riguardino altri mestieri e non riguardi il nostro mondo, ecco. Mi sembra eccessivo che una persona del livello professionistico come Napoli o come tutta la Serie A, che abbiamo sempre sognato fin da bambini di essere dentro questo ruolo qui e dentro questo contesto qui. È stato il sogno fin da quando siamo nati, e ora che ci siamo dentro ci facciamo turbare perché il mio nome è sul mercato, perché secondo me quella che lei chiama turbativa Lorenzo la schiaccia appena se la trova davanti, ci mette il piedino sopra e la schiaccia, o la calcia come calcia una palla al limite dell'area, e la mette dove gli pare quella turbativa lì, insomma, ecco. L'appoggia in uno scaffale, l'appoggia in porta, l'appoggia dove gli pare. Ultime due domande, come sempre spazio al web. Napoli Magazine. Salve mister, buon pomeriggio, Adriano Pastore, Napoli Magazine. E le volevo chiedere, ho visto un suo post su Instagram, sul suo profilo molto bello riguardo lo stadio Maradona, e volevo chiederle in una sola frase come sintetizza questi suoi primi mesi napoletani e quali parole pensa di poter rivolgere ai tifosi relativamente alle conquiste che questa squadra può ottenere. Come sintetizzo questo mio periodo a Napoli? Ogni volta che ci penso, che vorrei descrivermele, mi viene subito in mente i 1000 colori di Pino Daniele, per cui
è facile perché c'è sempre questo sole, questi riflessi del mare, c'è sempre questa luce che poi cala impicchiata dentro l'acqua con queste ombre, una roba bellissima. Mi hanno portato anche a cena in 2 ristoranti e devo dire che ci ritorno, che non rimango a casa, arrivo a cena un'altra volta appena posso. E quindi, e poi che mi ha detto? Sei distratto, sei distratto. Che mi ha chiesto poi? Le parole ai tifosi. Le parole ai tifosi noi non abbiamo da dire niente, noi dobbiamo soltanto andare a respirare quello che è, come dicevo prima, la loro passione, quello che è la loro voglia e portarla dentro il campo. Siamo noi che andiamo poi a portare quell'entusiasmo, a portare quei sogni che loro non possono andare ad esaudire, perché vorrebbero essere noi, però non lo sono, per cui noi bisogna farsi carico di quelli che sono i sogni dei nostri sportivi e portarli poi dentro il rettangolo di gioco durante le partite. Calcio Napoli 24. Salve mister Manuel Guardasole, prima ha detto che non mancava nulla, no, in rosa secondo lei, e quindi le chiedo, ha chiesto alla società la certezza di avere in Napoli Juventus sia Insigne che Manolas, che sono i 2 uomini insomma che ancora sono sul mercato, oppure questa certezza ad oggi non ce l'ha? No, ho già risposto prima, mi sembra che il Presidente abbia già parlato in funzione di questo, per cui ho già risposto prima, nel senso che io venendo a Napoli ho pensato a un Napoli con quei calciatori lì, con quei nomi lì, e Manolas e Insigne sono dentro quel gruppo calciatori che io ho preso in considerazione, per cui io spero di averli dentro, anzi sono calciatori che alzano il livello della qualità degli altri calciatori che ci giocano vicino. Cioè io se porto loro 2 in conferenza stampa rispondo meglio, perché il livello è top. Ah, quindi la certezza che ci saranno Napoli a metà settembre? Per me sì, perché no? E poi è lo stesso discorso di sempre, bisogna essere un po' ottimisti nelle cose e poi i calciatori sono fondamentali, la qualità dei calciatori sono fondamentali, insomma, ecco, io come la società, come i dirigenti si viene dopo, è la loro qualità che fa la differenza, ecco. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Buona serata.